C'è chi si ammala e non viene assistito o chi viene raggirato per aver scambiato due parole in fiducia con qualche truffatore. Quello della solitudine è un dramma che non risparmia tanti anziani veneti, in particolare chi vive in zone più isolate. I dati dello SPI-CGIL, che ha condotto un'indagine approfondita, sono preoccupanti. 210.000 anziani soli over ottantenni, quindi è un esercito di persone ed è una situazione che sta diventando sempre più drammatica, il tema della solitudine. Persone insomma, che vivono in una situazione di forte disagio perché la nostra società non tiene conto della popolazione che invecchia e così noi non abbiamo né le abitazioni che sono a misura di anziano, né le nostre città, né la mobilità e le persone, tra l'altro anche con redditi che sono sempre più bassi perché noi sappiamo quanto siano falcidiate le pensioni, che si trovano in una situazione di completo abbandono. La provincia con la percentuale più alta di over 80 soli rispetto agli ultra ottantenni totali è Belluno, con il 66,4%. Segue Rovigo. Le altre si equivalgono: Padova, Verona, Venezia, Treviso, Vicenza con il 61,2%. Insomma, gli anziani che vivono soli nelle province superano il 60% e secondo il sindacato la politica deve tener conto di questa situazione. Noi non possiamo lasciare sole queste persone, pensiamo che la politica, le istituzioni debbono affrontare come una situazione che è una emergenza, perché è un bene invecchiare, no? Quindi si vive più a lungo. La società nostra, anche in Veneto, invecchia, questo sia perché si vive più a lungo, ma anche perché abbiamo un fenomeno di calo delle nascite, non si fanno più figli, quindi è una società che diventa sempre più anziana. E abbiamo bisogno appunto di farcene carico, di costruire una città, una dimensione sociale che combatta la solitudine. È un tema di democrazia perché poi tra l'altro insomma una percentuale molto alta di queste persone anziane sole sono donne perché vivono più a lungo e hanno pensioni più basse degli uomini, diventa una questione invalidante.